Nonna, cosa dice la telecamera? Cosa dice? Non lo so. Parla. Saluta, dai. Ciao. Ciao telecamera. Digli saluto tutti i miei followers. Chi sarebbero? I follower. Dai, dillo. Ah, io non parlo inglese. No, ma gli dici solo saluto tutti i miei follower. E chi sarebbero? Sono quelli che ti guardano i video in pratica. Dai. Quelli che ti stanno guardando adesso. Aria, dai, su, su, su. Dai, su, su, su. Devi restare su tu, dai. Andiamo, Aria. Andiamo. Andiamo dentro, dai. Dentro. Dai. Niente, non vuole. Andiamo giù, dai. Andiamo, andiamo. Allora, spiega cosa dobbiamo fare oggi, no? Alla telecamera qua. In italiano devi dirlo però. Dai, spiega qua alla telecamera. Da mettere a posto la No, in italiano. Che bisogna mettere a posto la terra, in italiano però devi dire. E non è in italiano. Allora, dillo forte però, perché sennò non si sente qua. Allora, bisogna mettere a posto la terra che è tutta. Tira via i sassi e a mettere a livello. Aspetta, mi sta chiamando. Oh ragazzi, scusate, sono dovuto andare a mettere dentro due galline che erano scappate. Un disastro, c'era l'Aria, il nostro cane, che le inseguiva e quindi non riuscivo a metterle dentro. Comunque, tutto sistemato. Allora, adesso il nonno stava dicendo che allora dobbiamo sistemare tutto il terreno, questo qua. In pratica qui prima c'erano seminate le patate e non so se vi ricordate, potete andare a vederlo nei video di riepilogo, diciamo di fine mese, dove spiegavo tutte le cose che abbiamo coltivato. Allora, il nostro compito è rendere piano tutto il terreno, tirare via i sassi, seminare il radicchio e dopo dargli da bere. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci al lavoro. C'è caldo, beh. Ma lo tiro in giù la terra o la tiriamo di lato? No, se la tiri su. Non è meglio tirarla in giù? Può tirarla in giù, ma è difficile. Senti quante cicale che ci sono, no? Non so, viene spazio da cicale. Ma come mai cantano? Perché se vuole cantano. Solo quando c'è il sole, anche la mattina. Ragazzi, che caldo che fa! Dove le hai messe le patate che abbiamo raccolto? Nella taverna. Allora facciamo così ragazzi, dopo a fine video vi faccio vedere le patate che abbiamo raccolto da questo terreno qua. Sono venute circa una decina di cassette e facciamo così, adesso metto il video un po' velocizzato così lo vedete che si mette a posto in poco tempo. Guardate cosa ho trovato, guarda qua, no, ci sono due patate. Allora, una qua, che picchi sta qua, se ne trovano continuamente. Sì. Ne sono rimasti ancora un po'. Dove le hai tirate su te con la zappa sono venute via bene. Dove siamo passati invece con il trattore no. Andiamo avanti qua allora. Ok ragazzi, allora ho rastellato tutta questa parte qua e ho cercato anche un po' di spianarla. Adesso andiamo a prendere una carriola che carichiamo i sassi più grossi che abbiamo tirato via e nel frattempo però vi faccio vedere, guardate qua cosa c'è, pomodori, guardate, stanno diventando tutti rossi, fantastici, questi sì che sono buoni e noi li abbiamo piantati un po' in ritardo, è per questo motivo qui che sono maturati adesso. L'anno prossimo dobbiamo prenderci in anticipo. Dunque allora abbiamo finito di sistemare qui, adesso dobbiamo andare a prendere una carriola, una pala, non so, da tirare su tutti i sassi che sono rimasti dopo il rastrellamento. Tanto il nonno sta portando la canna dell'acqua per dargli da bere. Zio, ascolta, porti il trattore di lì che tiriamo su cosa? E i sassi, prendo su questi due qua.
Ecco, allora adesso apriamo il cancello così lo zio ci porta il trattore. Bene ragazzi, allora abbiamo raccolto tutti i sassi, adesso abbiamo spianato bene la terra e ci resta da seminare il radicchio e dargli da bere. Allora adesso intanto devo aprire il cancello perché lo zio deve uscire. Ok, noi torniamo nell'orto e guardate quante patate abbiamo trovato rastrellando la terra. Dai, vengo con te a vedere dove sono i semi. Urca, guarda qua i peperoncini che grandi che sono diventati. Porca vacca boia. Hai visto i pomodori invece che stanno diventando tutti rossi? Il radicchio, guarda, è il primo. Guarda che grandi che sono diventati, no? Dai, torniamo a seminare, via. Chiudi tu lì. Tanto vado a sistemare un po' io là. Ok ragazzi, passiamo alla semina. Questi sono i semi, vedete, questi qua, e iniziamo a metterli per terra. Facciamo alcune file. Allora ragazzi, abbiamo piantato il radicchio lungo queste due file qua, una e una un po' più esterna verso la sinistra. Quindi verso la sinistra c'è il radicchio quale? Così dopo, una volta che lo dico nel video, me lo ricordo. Trevisano. C'è questo qua. Rosso Trevisano. C'è il radicchio trevisano sulla sinistra, vedete, più o meno lì. Adesso piantiamo anche quell'altro o aspettiamo? Piantiamo anche quello? E piantiamo là. Dammelo a me il sasso, poi lo metto qua al centro così vediamo dov'è la divisoria. Sì, va lì, va bene. Che arriva la nonna? Allora Luigi, venerdì mattina alle 8:30. Cosa? Dal dentista.
Nonna, cosa dice la telecamera? Cosa dice? Non lo so. Parla. Saluta, dai. Ciao. Ciao telecamera. Digli saluto tutti i miei followers. Ci sarebbero. I follower. Dai, dillo. Ah, io non parlo inglese. No, ma gli dici solo saluto tutti i miei follower. E chi sarebbero? Sono quelli che ti guardano i video in pratica. Dai. Quelli che ti stanno guardando adesso. Ma dai. Dai, diglielo, nonna. No, Ma diglielo. parole difficili, non ne dico. Follower, non devi dire, non è difficile. Parti? Dai, prova a dirlo allora. E dopo casomai non lo metto, dai. Follower. Follower, dai, dillo, saluto. Follower. Ciao, saluto tutti i miei follower. Ciao, saluto tutti i miei follower. No, devi essere convinta, dai. Sì. Dai. Ciao, saluto tutti i miei follower. Guarda che non te ne metti in ridicolo davanti al mondo che sono vecchia sopra. Ma che non... No, te dico come fai. Ascolta, adesso allora abbiamo finito di metterli giù. Gli diamo da bere? Lo dici? Bene ragazzi, allora adesso abbiamo seminato questa prima fila, la seconda fila e un pezzo della terza là. E adesso gli diamo da bere in modo tale da far entrare i semi all'interno del terreno, ma non serve che siano troppo bassi, basta anche che restino abbastanza superficiali. Quindi prendiamo la canna, anzi lei è già attaccata al nonno, guardate qua, è già attaccata al nonno. Dobbiamo prendere qui, eccolo qua, iniziamo a dare da bere. Così no. Bene ragazzi, allora abbiamo dato da bere anche qua. Qua abbiamo finito di lavorare, o no? Basta. Adesso dobbiamo fargli vedere le patate che abbiamo raccolto. Ragazzi, adesso vi facciamo vedere le patate che abbiamo raccolto da questo campo qua. Ecco ragazzi, queste sono le patate che abbiamo raccolto da là. Sono 3, 6, 9 e 1 10. Guardate, ce ne sono sia di piccoline, ma queste qui sono quelle rosse. Ah, sono quelle rosse. 3D rosse. Rosse cosa vuol dire? Che quando le mangi sono rosse? O hanno lo stesso colore? Stesso colore. Ah, stesso colore. Niente. Mettila. Ci sono sia rosse sia gialle. Quindi l'unica differenza è che sono un po' più dure, dici? Le un pochettino più dure quelle rosse. Ho capito. Sì. Però non c'è grande differenza. No, niente. Le buone hanno tutte bianche, le maiate. Ecco, e qui ci sono tutte le patate raccolte. Cosa dici? Beviamo un goccio di acqua, no? E Luca. Guarda qua, acqua fresca. Frizzante. Un bel bicchiere di acqua fresca. Bene ragazzi, allora radicchio piantato, anche questa avventura è finita e ci vediamo alla prossima puntata.